L'imprenditore Silvio Lessi, conosciutissimo ad Agrigento anche per via dell'esperienza dell'Agragas, come mai ha sposato il progetto della Lega? Lei è anche responsabile della comunicazione. Io ho sposato il progetto della Lega ad Agrigento perché finalmente abbiamo trovato un partito con un leader che mantiene le promesse, quello che dice lo fa e sa parlare alla pancia degli italiani, e finalmente un partito che difende prima i nostri figli e poi i figli degli altri. Questa è la Lega. Oggi abbiamo riunito qui ad Agrigento una serie di amici, di simpatizzanti per la candidatura di Igor Gelarda e di Marico Ops, perché sono i nostri rappresentanti. Mi auguro che il 27 maggio potremo festeggiare per averli deputati europei. Si parla di una sua ricandidatura un domani a sindaco di Agrigento, cosa c'è di vero? Almeno c'è questa voce che circola in città. La posso smentire categoricamente, io la mia esperienza di candidato a sindaco l'ho fatta, ho fatto una bellissima esperienza, mi ero messo a disposizione perché c'è città, ma lo smentisco categoricamente. I miei interessi sono il mio lavoro e i miei affetti. Un grande test per la Lega che è maggiormente sentito, perché comunque la Sicilia storicamente è stata un po' ostica alla Lega. Sono cambiati i tempi, il progetto della Lega adesso non è più un progetto territoriale ma un progetto nazionale, e credo che siano maturi anche i tempi per mandare a casa quei politici che stanno costringendo decine di migliaia di siciliani di andare via, e non sono politici della Lega quelli che ci hanno soffocato, sono politici siciliani. È il tempo per mandare due persone come me e Marico Ops in Europa. Siamo i candidati del territorio, della provincia di Agrigento, della provincia di Caltanissetta, della provincia di Palermo, siamo i candidati del territorio di tutta la Sicilia. Intanto, quali sono le emergenze che porterete per la Sicilia in Europa? Cominciamo proprio dai trattati sull'agricoltura, sulla pesca, sono quelli che più ci hanno penalizzato, più ci hanno danneggiato. Non abbiamo battuto abbastanza i pugni sul tavolo e siamo stati trattati come la Cenerentola. Matteo Salvini ha dimostrato che si possono dire dei no, si possono battere i pugni sul tavolo, adesso ci saranno dei siciliani nati e cresciuti in Sicilia a farlo in Europa per i nostri corregionali. Venite accusati spesso di fascismo, è vero che siete fascisti? Ma assolutamente no, il fascismo è un fenomeno storico che si è concluso. Io mi permetto di dire, mia moglie è straniera e il fascismo o il razzismo sono cose assolutamente distanti dalla Lega, un po' meno distanti da coloro che preferiscono gli stranieri agli italiani, quello sì che mi sembra razzismo. Sono candidata al Parlamento europeo con Igor Gelarda, che sta facendo un lavoro straordinario in Sicilia unitamente al senatore Candiani. Rappresento quella parte della marineria siciliana perché la storicità della marineria mazzarese ne è controprova. Faccio parte di quella parte di leghisti siciliani che sono fieri e orgogliosi di esserlo, perché rappresento una città, Mazara del Vallo, che è simbolo dell'integrazione che vogliamo. Guai chiamarci fascisti o razzisti. Personalmente ho due figlie thailandesi, per cui mai e poi mai potrei essere additata di questo, e Mazara del Vallo fra l'altro domani verrà chiamata al voto nel ballottaggio che porta Giorgio Randazzo sindaco, un sindaco leghista, che dimostrerà che l'integrazione che esiste a Mazara del Vallo è quella che vuole la Lega, una Lega che chiede a chi arriva di chiedere appunto il permesso prima di entrare, di produrre e di continuare a rispettare le tradizioni che sono del territorio.